cose, di personaggi singolari che girano al festival. Con chi siete, ragazzi? Non abbiamo ancora individuato effettivamente di che tipo di personaggio si tratta, non sappiamo se è famoso o meno. Lei chi è? Tanto. Noi fino passando in 9, a un certo punto hanno visto un lugar in 9, è una radio, trasmettendo a girmi erba in 9 che lo sanno fumare. Chiarissimo. Riassumo io il pensiero. Praticamente qui si dice che il Festival di Sanremo abbia raggiunto il 48% di share, non tanto per l'interesse che suscita il festival, ma perché la controprogrammazione di Mediaset era su Rete 4 Mamma ho perso l'aereo, su Canale 5 volta. sì, esattamente, poi su Canale 5 Uomini e Nonne, E non solo, edizione 1000 del Grande Fratello. sì, e su Italia 1 una replica di Fuego con Daniele Bossari. È vero, Sì. ragazzi, questa comunque la controprogrammazione Mediaset è stata abbastanza inefficace. No? Diciamo che non c'è stata proprio. Ma questo signore di cosa si occupa? Parla anche in italiano lei? Io parlo l'italiano molto bene, siete anche simpatici, peccato che questa la vostra radio sta per chiudere. Grazie. Sì, grazie. No, porta bene, grazie. Prego, Cappuccetto Rosso. Sì, grazie. Sta riconosciuto. Io ve lo dico da parte di Radio Maria. Ok, vediamo che il nostro amico è molto tranquillo. Carissimo, le volevamo fare una domanda, mi sa dire? Ricordate che la caratteristica degli esseri umani è lo stato d'animo tranquillo. Sì, guai. tranquillo. No, senta, una domanda. È uno che non si incazza mai. No, una domanda tecnica, Fai volevamo una foto sapere. per Facebook. Un attimo, ragazzi, cioè, stiamo facendo una domanda, un secondo. Stiamo insieme agli zero assoluto. Allora, carissimo, dimmi chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1965. Raffo Gualazzi. No, 65 era. Ah no, lui è del 65. Ok, vediamo. Così, Persona tranquilla lui. Diciamo, Ok. adesso lo portiamo perché è pronta una dose Valium per il signore. Sì, lo portiamo su. Di quanti Dio so Saccapadore. Sì, vengo certo. dalla Sardegna. Mogol mi deve 5 miliardi e mezzo, avvicinati, si sente. Bravo. Ho fatto costruire una scuola in Umbria dove vanno questi ragazzi adesso, quell'Alessandro, quello lì, io canto, tu canti, Casillo, brava, questa mammifera donna mi ha ricevuto. È una mammifera, l'ha riconosciuto, dove l'aspetto? Allora ditegli a Giulio Rappetti che il padre in verità diceva vecchio scarpone, quanto tempo passato, 1951, Mariano Rappetti, editore della Ricordi, insomma mi deve 5 miliardi e mezzo. Ma di euro di lire? La sorella di Rita Lega di Montalcini si sposti di lì. Ecco, di euro di lire. Vedi, ha una buona parola per tutti. Ma aspetta, quella ragazza là 5 miliardi e mezzo di euro di lire. no, di lire, perché nel 1992 a Toscolano gli ho fatto costruire una scuola, si chiama CET, il Centro Europeo di Toscolano, e ho usato la mia voce per prendere i soldi dalla Comunità Economica Europea. L'ha aiutato Walter Veltroni, che è il figlio di quello che nel 1954 ha fondato la RAI. Benissimo, carissimo, scusa. Arrivederci, grazie. No, carissimo, però dammi questi 10 euro che mi hai sfilato al portafoglio. Ragazzi, non abbiamo più tempo. No, in realtà era Willy il giardiniere dei Simpson. Grazie, arrivederci. Grazie.